È stata veramente un'esperienza che mi ha cambiato la vita, perché ho conosciuto persone da tutto il mondo, ho avuto modo di perfezionare le lingue e di entrare in contatto con culture diverse, con realtà diverse dalla mia, no? E questo mi ha aperto proprio gli orizzonti. Sentivo stretto il mio lavoro, quindi ho detto perché continuare su questa strada che per me non è quella che sento mia. Quindi da lì ho iniziato a chiedermi che cosa mi facesse star bene. Ho capito che scrivere era una di quelle passioni che mi faceva sentire comunque vivo, no? E non credo ci sia veramente lavoro più bello se non quello di trasmettere qualcosa agli altri, facendo una cosa che ami. Senza spoilerare troppo, dandoci soprattutto quello che è un'introduzione ai temi principali che sono affrontati in questo tuo romanzo. Si va qui a parlare di identità culturale, identità locale, forti impatti appunto di rapporti tra generazioni. Dici da dove salta fuori l'intricato caso di Sara Ibrahim. Quello che fate, fatelo con passione, portatelo a termine impegnando appunto delle forze che magari pensavate di non avere, eppure guarda un po', ce l'abbiamo fatta. Ci riusciamo, ok? O stiamo per farcela e quindi siamo ancora più motivati a portare a termine appunto queste, per quanto riguarda la mia dialettica, ricerche, per quanto riguarda la tua scrittura. Benvenuti a Campus Cast, il podcast con forti accenti veneti e altrettanto forti toni internazionali. Ospite con noi oggi un mio, anche potrei dirlo, ex studente in forte processo di formazione, di sviluppo, di ricerca personale e globale. Abbiamo con noi Davide Gidardi. Ciao Davide. Ciao Leopoldo. Bentornato in questo caso. Grazie mille. Lo possiamo dire. Grazie. Ben rivisto. Hai visto? Abbiamo sistemato qualche quadro, così abbiamo installato qualcosa di nuovo. Molto piacevole come atmosfera, come luogo, e mi fa molto piacere di essere qui nuovamente. È una bella esperienza, insomma. Fantastico. Un annuncio veloce per tutti coloro che già ci seguono o stanno cominciando a seguirci. Ricordatevi di cliccare sulla campanella e per quanto riguarda gli alert che riceverete saranno sempre di altissima qualità. Campus Cast si propone di guidarvi in nuove professioni, nuove derive o trend a livello appunto internazionale, con base di partenza queste meravigliose zone che sono appunto Bassano e dintorni, e estendiamolo pure tutto quanto il Veneto. Come stai? Bene, tranquillo. Ti trovo bello, rilassato, anche sì, rilassato, esatto. Pasciuto, 2 kg in più li hai messi su, se non sbaglio. Sì, ecco, dovrei dedicarmi più allo sport, ecco, Dunque, Davide, come abbiamo detto, è stato nostro studente, un bel livello C1, siamo riusciti a raggiungere insieme, vero? Assolutamente sì. Molto bene. Davide, guarda un po', è diventato anche autore di un libro che sta riscuotendo un discreto successo, perlomeno adesso a livello locale, ma si sta proiettando anche sulla scena nazionale. Chissà, giorno dopo giorno. Non mettiamo limiti, no? Sì. Ti piace anche cantare al karaoke il giovedì sera, mi pare di capire? Sì, dai, dopo qualche birra, dopo canto anche meglio. E là ci troviamo estremamente d'accordo. Dopo questa piccola bio di un fantomatico profilo Insta che potrebbe diventare virale a breve, ti introduco al nostro pubblico, appunto. Noi, in quanto podcast fortemente propenso a quello che è un'ispirazione di orientamento professionale, di orientamento anche a volte di vita, perché no? Cerchiamo di introdurre degli esempi positivi, dei circoli e delle direttive virtuose su quello che è il saper dire, bene, a un certo punto della mia vita ho scelto, ma ciò che ci interessa sapere da chi incontriamo, da chi intervistiamo, da chi reincontriamo nel tuo caso, è effettivamente anche un po' l'approccio emozionale a quello che è stato il motivo di cambiamento, il motivo di scelta. Ecco, ben inteso, Davide non ha ancora raggiunto i 30 anni e quindi rientra ancora nella categoria giovani, dal mio punto di vista giovanissimi addirittura. È giovanissimo professionista di se stesso, imprenditore di quello che è effettivamente un'ispirazione che hai sentito sempre cucinare dentro di te e che hai poi interpretato, sviluppato e sta cominciando ad essere anche realizzata. Dopo questi participi passati appunto di introduzione a Davide, io ti chiedo, da dove salti fuori?
Ok. Quali sono le opportunità che hai scelto? Quali sono le big choices che hai fatto? Magari non sono ancora tanto grandi, ma effettivamente si stanno costruendo in quello che è mattone dopo mattone la tua personalità e anche la tua professionalità. Chiaro. Ok, dai, Ok, raccontaci È qualcosa. una domanda molto, molto ampia, ecco. Lo so, ti do spazio. Cerco di non partire da Adamo ed Eva, No, parti Ok. da Davide Girardi. va? Esatto, parto da me. Vabbè, iniziamo intanto che sono nato comunque a Bassano del Grappa, dove c'è la vostra bellissima, una delle vostre bellissime sedi. E appunto nasco qui, frequento le scuole nel mio piccolo paesino, perché sono nato a Bassano, però abito in ormai non è neanche così piccolo, si chiama Cassola. Trascorro lì la mia infanzia e poi dopo aver studiato, dopo la maturità, decido di studiare economia però in lingua inglese e in lingua tedesca a Bolzano. Interrompiamo soltanto un attimo per ricordarvi che questo episodio vi è offerto da Americana, l'agenzia che vi aiuterà ad integrare l'intelligenza artificiale con il vostro business in modo facile, efficace e personalizzato. Americana utilizza una combinazione di esperienza imprenditoriale, marketing basato sui dati e tecnologia avanzata per aiutare la tua azienda ad ottimizzare i tempi, migliorare i flussi di lavoro ed ottenere risultati concreti. Per capire meglio come l'intelligenza artificiale può aiutare il tuo business, visita americana.vision. Il link per entrare in contatto con Americana e conoscere meglio i loro servizi lo trovate direttamente nella sinossi di questo video. E perché sin da bambino le lingue sono state per me veramente importanti. Ho sempre saputo che non sapevo in che modo, ma sentivo che le lingue c'entravano col mio futuro. Erano un tuo punto di forza. Bravissimo, era un punto di forza. Lo sentivi però un attimino a briglie tirate e hai detto, vista l'occasione dell'università, andiamo a farla dove questo punto di forza esplode, ok? E quindi hai scelto Bolzano, hai scelto già di per sé un territorio, un'università multilingue, ok? Esatto. Immagino che quella sia stata una prima grande ispirazione, ok? Esatto, Anche trovarti in un contesto, in questo caso, che ti desse già una internazionalità pur rimanendo in territorio nazionale. Esatto, l'hai detto proprio bene. E dopo da lì, da Bolzano, è stato tutto un progredire, nel senso che già appunto in questi 3 anni di università ho deciso di iscrivermi al programma Erasmus, quindi ho trascorso 6 mesi, che reputo tuttora i 6 mesi più belli della mia vita, di 29enne da poco, da qualche giorno. E ho trascorso appunto questo semestre all'estero, a Brema, quindi al nord della Germania, e è stata veramente un'esperienza che mi ha cambiato la vita, perché ho conosciuto persone da tutto il mondo, ho avuto modo di perfezionare le lingue e di entrare in contatto con culture diverse, con realtà diverse dalla mia, no? E questo mi ha aperto proprio gli orizzonti. Ecco. Benissimo. E ecco, dopo che dire? Dopo ho studiato economia, quindi a fine della triennale, poi c'è da dire, premessa, che i miei genitori, dopo che mi hanno finanziato i 3 anni, hanno detto ma perché magari nel frattempo non inizi anche un po' a lavorare, quindi questo è stato anche un po' il motivo che ho cercato anche lavoro. È una pressione appunto ovviamente Sì, esatto. familiare a cui ci si trova di fronte. Esatto. Tutti, okay. Facciamo un salto in avanti. Esatto. Perché appunto il percorso è abbastanza lineare, nel senso cerchi lavoro, trovi lavoro, ti inserisci in un contesto professionale. Ciò che interessa a me, esatto, e ciò che cerco di far interessare anche ai nostri followers, è cosa avviene dopo l'aver fatto, diciamo, l'ABC del mi formo, mi interesso, mi sviluppo, trovo un lavoro, ok? Ma dopo trovo un lavoro, per te è avvenuto non è il mio. Esatto, ci stavo arrivando, hai ragione, cerco di stringere. Io vorrei fare un attimino un salto, non di tanti anni, perché appunto tu ti sei trovato in un contesto professionale sufficientemente stabile, in cui potevi dire posso sviluppare una carriera in questo ambiente, ma questa carriera non è il far sentire bene Davide Girardi. Esatto, okay. Hai detto molto bene. Subito dopo aver fatto economia, la scelta
che ritenevo più ovvia era appunto lavorare in azienda, perché si presume che chi ha una certa carriera universitaria dopo debba fare un certo percorso anche professionale. Se non che a un certo punto sentivo stretto il mio lavoro, quindi ho detto perché continuare su questa strada che per me non è quella che sento mia. Quindi da lì ho iniziato a chiedermi che cosa mi facesse star bene e lì ho capito che scrivere era una di quelle passioni che mi faceva sentire comunque vivo, no? Che mi permetteva di guardare dentro me stesso e capire anche come affrontare la mia vita, no? E da lì è stata appunto una riscoperta della lingua anche italiana che ho ripreso, nonostante fosse la mia lingua madre, ma mi ero sempre focalizzato su altre lingue e da lì adesso appunto sto cercando di creare una carriera professionale anche sull'ambito dell'insegnamento dell'italiano, ecco. Come dicevi tu è un work in progress perché per vari motivi, insomma. Fase dell'insegnamento che comunque mi raccontavi quando eri nostro studente, esatto, è già passata, nel senso esatto, hai già avuto un'esperienza di insegnamento esatto, di qualcosa che contrariamente a ciò che si sta sviluppando adesso per te era invece più rivolta al quantitativo. Vuoi dire cosa insegnavi? Sì, esatto, ho insegnato matematica e economia, quindi forse matematica in particolare, non è detto, però diciamo non sempre la matematica ti permette di essere creativo. A volte sì, perché quando risolviamo un problema ci sono molti metodi, no? Per arrivare alla stessa soluzione. Forse non quando fai il commercialista, Esatto. Lì comincia a diventare un po' fastidiosa la questione della creatività in termini di numeri, ma è un argomento che tra l'altro abbiamo già affrontato in una delle puntate precedenti. Per fortuna ce la siamo cavata bene in termini di restiamo nel legale. Molto bene. Ciò che mi colpisce di quello che tu appunto stai cominciando a farci annusare, di quella che è la tua fase, il tuo work in progress in questo, è la scelta di dare a te stesso e cercare di trasmettere anche agli altri qualità. Cioè, quindi qualità per te, quindi lo stare bene, ok? Ma il cercare di trasmettere una qualità che va oltre quello a cui siamo piegati tutti quanti purtroppo, in molti, che è l'elemento quantitativo di questa vita. Okay? Quindi per te passare effettivamente da un percorso molto orientato a quelli che sono i numeri, quindi economia, struttura, azienda in questo caso, a un qualcosa di, come hai detto tu, creativo, qualitativo e anche un orientamento a quello che è l'insegnamento e la formazione e quindi cercare di trasmettere una qualità, nel tuo caso per esempio linguistica, a chi ti si trova di fronte. Questa mission da dove ti deriva? Da dove Davide, la personalità di Davide dice voglio trasmettere qualità? Nella parola in particolare. Ti aggiungo sempre qualcosa in più, ok? Sì. So di essere un po' disruptive, ma voglio veramente che tu riesca a trasmettere innanzitutto un entusiasmo che essere tuo, ok? Ma anche proprio la metodologia, che può essere qualcosa che tra l'altro stai sviluppando, in termini di ciò che voglio dare da me è qualità. Innanzitutto grazie perché mi fai sempre domande che mi mettono in difficoltà, quindi questo è molto, molto positivo. Mi fa molto piacere. Ottimo. Che dire? Anche qui io penso che si parli devo parlare di ispirazione e di passione. Ricordo, ma ancora da bambino, penso adolescente, magari c'era chi guardava, non so, i cartoni animati, ecco, che anch'io in parte guardavo, ma comunque a un certo punto ho guardato un film, mi ricordo, di questa insegnante di inglese che era in Cina, se non ricordo male, e insegnava inglese appunto a questi bambini di una cultura proprio differente. Da lì già ho sentito un richiamo. Poi, voglio dire, sono stati molti film, molte serie TV in cui vedevo questi insegnanti che trasmettevano qualcosa agli altri e ho sempre sentito un forte richiamo, ecco. E non credo ci sia veramente lavoro più bello
se non quello di trasmettere qualcosa agli altri facendo una cosa che ami. Quindi questa è la chiave. Ecco. E se riesco a trasmettere qualcosa agli altri, quel poco che so, se riesco a trasmettere agli altri, io mi sento comunque appagato, mi sento di vivere una vita comunque piena, no? Quindi questo... Devo dire questo voler trasmettere. Okay. Esatto, voler trasmettere qualcosa, no? In termini pratici, tu stai iniziando a trasmettere qualcosa agli altri attraverso la parola scritta. Esatto. Ok. Il gancio mi serve per introdurre quella che appunto è una professione, o meglio una passione che si sta, speriamo, te lo auguro tanto, trasformando in professione, che è quella di scrittore. Ok. Esatto. Qui davanti a noi appunto abbiamo portato il tuo romanzo di battesimo. Esatto, d'esordio. Esatto. D'esordio, l'apertura di quella che è la tua carriera di scrittore. Probabilmente in passato hai già avuto modo di scrivere qualcosa di breve o articoli o qualunque cosa potesse essere, diciamo, di warm-up in questo contesto. Qui parti col botto. Direi di sì. Sì. Parti col botto perché partendo e iniziando a comunicare un tuo stile di scrittura local, vai a toccare, ma non soltanto a toccare, vai proprio a stimolare, a scavare sotto tematiche, innanzitutto di un fortissimo impatto non soltanto locale, ma culturalmente internazionale. È un romanzo che in un certo senso interpreta quello che è la nostra punchline iniziale, quindi forti accenti veneti, ma altrettanto forti toni internazionali. Senza spoilerare troppo. E dandoci soprattutto quello che è un inizio, un'introduzione ai temi principali che sono affrontati in questo tuo romanzo. Ne cito soltanto un paio. Si va qui a parlare di sextortion, identità culturale, identità locale, forti impatti appunto di rapporti tra generazioni anche. Chiaro. Dici da dove salta fuori l'intricato caso di Sara Ibrahim. Anche qui ci sarebbero moltissime cose da dire, cerco di stringere il più possibile. Innanzitutto questo libro non sarebbe qui se non avessi incontrato la mia ex insegnante delle elementari. Vogliamo fare un saluto? Sì, iniziamo. Ciao Loretta, se mi vede, se ci vedrà. Insomma. Ci vedrà. Esatto. Grazie. Sarà sicuramente felice. E mi ha detto, ma Davide, ma scrivi ancora perché ho ancora i tuoi temi a casa, no? Anzi passo un giorno che te li consegno, no? Alcuni di questi. E in realtà dopo, in quel periodo ero ancora impiegato in azienda, ho detto no, mi dispiace, io quella scrittura basta, ho chiuso. E il nostro incontro è morto lì, è finito lì, no? Se non che dopo un anno circa ho sentito proprio l'esigenza, come dicevamo prima, di fare qualcosa che mi piace, di fare qualcosa che mi piace, che mi piaceva, e per mettere anche ordine nella mia vita. Quindi ho detto, fermi tutti, adesso mi metto qui, scrivo su qualcosa che sento mio, su qualcosa che mi piace, e da lì ho iniziato una pagina, 2, 3, e inizialmente ti dico, non pensavo di pubblicare perché era proprio una passione mia privata, anche se vogliamo, ma dopo questa storia è nata un po' da sé e da lì ho detto ma perché anche non provare a estendere questa cosa che è mia anche agli altri, no? Dare la possibilità di leggere, di condividere, che poi gusti sono gusti, quello non si discute, però penso che di aver scritto comunque qualcosa che io reputo vero, no? E la verità comunque ha sempre impatto, positivo o negativo. I temi che affronti sono l'identità digitale, il consenso, il potere della parola online. Qualche highlight in modo da invitarci con un attimo di teaser a leggerti? Sicuramente il tema chiave qui è il giudizio, e appunto anche come hai detto, come citavi tu, il confronto tra generazioni, che adesso siamo nell'epoca del digitale, quindi questo ha stravolto nel bene e nel male le nostre vite, è un cambiamento che non si può ignorare,
Però diciamo, cioè, questo mi piace anche un po' ironico, ho dato anche un taglio ironico tra questo confronto tra i cosiddetti boomer e le generazioni millennials, no? Generazione Z e millennials. Per esempio cito uno dei personaggi, Zia Rosa, che non capisce come mai suo nipote è sempre incollato al cellulare, no? Al telefonino. E di come molto spesso le notizie vengono comunque anche mal interpretate, no? Non abbiamo più tempo di analizzare le notizie, tutto quello che leggiamo lo reputiamo come vero, no? Dove si svolge? Si svolge, qui citavi appunto Bassano, Cassola, quindi le nostre zone. Ho detto, essendo anche questo appunto, come dicevo, il mio primo romanzo, ho detto parto da qualcosa che conosco, qualcosa che so. E quindi si descrive Bassano, Marostica, e quindi diciamo tutto il territorio del Bassanese, ecco. Che ricerca c'è, che preparazione c'è di Davide dietro un romanzo di questo tipo? Mi spiego meglio. Mm-hmm. Che tipo di informazioni, che tipo di preparazione hai, oltre alla tua ispirazione, ovviamente, da dover mettere dentro una produzione di questo tipo? È una produzione letteraria, ma ha bisogno di una ricerca specifica, delle informazioni su luoghi, date, ambienti, persone anche. Bisogna stare molto attenti a non citare magari nomi che possano essere scomodi o non possano essere appunto citati in questo tipo di contesti, scusate la ripetizione, ma si tratta appunto di un'impresa, si tratta di un essere imprenditore anche nella scrittura in questo caso, quindi c'è bisogno di una preparazione, c'è bisogno di una formazione oltre che di un talento. Tu mi dicevi prima, a microfoni spenti, appunto che hai iniziato adesso a fare un corso di scrittura creativa. Ciò che hai ti deriva da dei talenti personali sviluppati in maniera tutto sommato autodidatta, visto il tuo percorso di formazione precedente a questa impresa. Sì, questo è un tema molto, molto importante. Penso che formarsi sia sempre una buona cosa, ecco, in tutti gli ambiti, che sia linguistico, insomma, qualsiasi ambito, la formazione è importantissima. Però secondo me una cosa veramente bella dell'arte è che ognuno la interpreta poi a modo suo. Anche il processo creativo, credimi, ho guardato diverse interviste con svariati autori, ogni artista, possiamo dire scrittore, ha il proprio processo, no? Ha il proprio modus operandi, se vogliamo dire, no? E per quanto mi riguarda, questo romanzo è stato molto, molto di cuore, quindi all'epoca avevo 28 anni, 27-28 anni di vita, sentivo di voler affrontare alcuni temi, di metterli nero su bianco, perché un conto è... Io molto spesso mi blocco nei pensieri, no? È stato un modo per liberarmi di questi pensieri e metterli su carta. Tutto questo, possiamo dirlo, è comunque un romanzo giallo, è un crime, quindi ho cercato in tutto questo ho cercato di non annoiare il lettore, ecco. Tra i personaggi del libro, chi è Davide? Allora, Davide si ritrova in Andrea, che è il coprotagonista assieme a Sara, ovviamente Sara Ibrahim, come citavi prima nel titolo. Questa Sara, questa ragazza di 20 anni che scompare, e il suo amico Andrea si mette a cercarla, sostanzialmente per un senso di colpa, perché questa Sara, prima di scomparire, aveva chiamato Andrea, probabilmente cercando aiuto, non si capisce. Però Andrea aveva ignorato la sua chiamata. E a quel punto, quando la sua amica scompare, Andrea si sente in colpa, dice, caspita, forse se avessi risposto, Andrea come me si fa 1000 paranoie, 1000 seghe mentali, passami il termine. Si può dire. Si può dire, ok. E inizia però, dal pensiero va all'azione, no? E quindi si mette in moto, fa il cosiddetto viaggio dell'eroe. Ecco. E ritornando alla tua domanda di prima, anche per me scrivere questo romanzo è stato anche per me un viaggio. La persona che ero quando ho terminato il romanzo non era la stessa, diciamo,
del Davide che ha iniziato a scrivere. Ecco. Questo è un bellissimo punto. Questo esatto. veramente mi dà da pensare sul fatto che diventiamo migliori grazie a quello che facciamo, grazie a quello che facciamo con passione. Chiaro. È uno dei tanti temi di questo podcast, il dire quello che fate, fatelo con passione, portatelo a termine impegnando appunto delle forze che magari pensavate di non avere, eppure guarda un po', ce l'abbiamo fatta, ci riusciamo, ok? O stiamo per farcela e quindi siamo ancora più motivati a portare a termine appunto queste, per quanto riguarda la mia dialettica, ricerche, ok? Per quanto riguarda la tua scrittura. Il viaggio comunque, il viaggio in senso lato è uno dei filoni principali di tutta la letteratura mondiale, perché noi quando facciamo qualcosa la facciamo con passione, siamo comunque alla ricerca, siamo comunque viaggiatori, cerchiamo qualcosa che magari a volte non si sa neanche quello che si cerca, però è bello così, no? Quando si intraprende un viaggio, che sia personale o in questo caso scrivere, comunque per me è stato un viaggio, o sia un viaggio anche proprio come reale, no? Quindi ci spostiamo e andiamo in un altro paese, in un altro luogo, è comunque sempre una ricerca che ci regala poi qualcosa di inaspettato. Ecco. In questi viaggi, le lingue? Le lingue quanto valgono? Moltissimo. Non dico neanche che l'inglese è fondamentale al giorno d'oggi, perché penso che... Lo consideri scontato? Lo considero scontato, bravo. E le altre lingue? Tutte le lingue sono importanti, perché ci sono una porta, una sliding door, come dicevi tu prima, per capire meglio le altre persone e così capire anche meglio noi stessi. Ecco, una cosa bellissima della scrittura è che, diciamo, mentre nella nostra vita normale siamo comunque confinati, tra virgolette, in un corpo, in un'età anagrafica, in un vissuto, in una famiglia, quando scriviamo possiamo essere veramente chi vogliamo, no? Quindi questa è una libertà che per me è grandiosa, no? Infatti... Ecco, qui in questo romanzo mi sono messo nei panni di Andrea, che è questo mio alter ego, però faccio un po' spoiler nel progetto che sto facendo, vorrei mettermi nei panni di qualcun altro, no? E quindi questa è una cosa bellissima, secondo me. Ecco. Nella tua appunto panoramica generale, nel tuo LinkedIn reale, ecco, esatto. Ti occupi di formazione. Lo abbiamo leggermente accennato all'inizio, esatto. E ci stiamo arrivando adesso. È una formazione che comunque ruota attorno a quello che tu hai citato spesso, vale a dire il potere della parola, il potere anche delle lingue. In quel caso ti trovi ad essere appunto un Davide che insegna italiano e quindi sta anche impostando un progetto di formazione verso chi o si approccia alla nostra lingua o viene a abitare da queste parti e ha bisogno di sviluppare un viaggio linguistico in tutto quanto è ciò che tu hai già avuto come esperienza in passato. Quindi traslitterando o trasgrammaticando in questo caso la tua esperienza, riesci a dire, bene, tutti coloro o ciò che è stato insegnato a me, non tanto quanto il contenuto, perché appunto tu vai ad insegnare un'altra lingua, ma per quanto riguarda il metodo, riesco a trasferirlo a dei nuovi studenti, a delle nuove vite, a dei nuovi percorsi, a dei nuovi viaggi, ok? Incarnati nei tuoi studenti. Chiaro. Come la vivi? Come ti piace? Ma hai detto, mi piace molto. Ti dirò anche alcuni miei studenti, volontariamente hanno acquistato anche il mio libro, e è stata una cosa pazzesca, proprio si può usare questo termine, che alunni, cioè in madrelingua non italiana, appunto si siano avventurati anche loro in questo viaggio che è quello della lettura in un'altra lingua. E per me è stata una soddisfazione enorme, no? Questo libro è arrivato in Spagna, è arrivato in Messico addirittura, e quindi sta facendo un po', appunto, da questa nicchia, tra virgolette, locale, sta comunque viaggiando anche il libro per il mondo, no?
E questo è bellissimo. E persone che si emozionano grazie alle mie parole, è un'emozione che non so neanche descrivere proprio a parole, appunto. Sembra strano uno scrittore che non sa argomentare, ma in questo caso veramente è una gioia. Anche un dizionario ha un tot numero di pagine, da un certo punto finiscono le parole, Esatto. Bisogna sapersi adattare anche al percepire, all'interpretare, come hai detto giustamente tu, emozioni, sensazioni a cui magari ancora non abbiamo, da esseri umani finiti come siamo, dato una definizione. Ok? Giovane ma non tanto giovane, ok? Davide era più giovane. Ha avuto quei 16-17 anni, appunto, ormai una ventina di anni fa, una decina di anni fa, ecco, facciamo i conti giusti. Cosa diresti a te stesso quei 10 anni fa, sapendo dove stai, non dove sei arrivato, ma dove stai andando tu ora? Che consiglio daresti a lui? È una maniera un po' estensiva anche per dare dei consigli a chi ci sta ascoltando, a chi segue questo podcast e si ritrova magari in momenti di decisione, ne abbiamo ogni giorno, giustamente, ne abbiamo ogni giorno, ma e non è tanto un cosa suggeriresti di fare, ma il come suggeriresti di farlo. Come? Beh, penso che sempre la chiave sia ascoltare noi stessi. Bene. E questo penso sia proprio il punto di partenza, perché se non... L'altro anno quando ero appunto professore insegnavo matematica e economia, ma all'inizio facevo anche questa materia che era accompagnamento al lavoro. E mi ricordo, ho fatto questa domanda ai ragazzi, cioè in realtà 3 domande, ma la prima era: chi sono? E tutti mi guardavano: io so chi sono, io sono, e mi dicevano il loro nome. Ma noi vogliamo capire veramente per capire che cosa fare e come farlo, dobbiamo partire da noi stessi, da quelli che sono i nostri interessi, le nostre passioni, e solo così possiamo identificare i nostri punti di forza per poi trasformarlo, si spera, anche in un lavoro. Perché se facciamo quello che ci piace, come dice una famosa frase, se fai quello che ti piace non lavorerai mai un giorno nella tua vita, no? Quindi guardare dentro noi stessi è il punto di partenza. Ecco, io ho scritto appunto un giallo, ho scritto un crime, però penso che a proposito di viaggi, un viaggio che sto intraprendendo è proprio quello della scoperta di me stesso. E seguo anche sui social vari, diciamo, io penso che ognuno debba essere il guru di se stesso, però qualche consiglio magari l'ho rubato a questi influencer, diciamo, e lo stiamo anche benessere. Trasmettendo, esatto, adesso cerchiamo di farlo a nostra volta. Sì, tra i vari appunto consigli era quello di capire anche per chi scriviamo, no? E allora un aneddoto interessante, se vuoi, mentre scrivevo, anche nei momenti di sconforto che potevano esserci, no? Ho preso una foto di me stesso da piccolo e l'ho messa in questo cassettino nella mia scrivania, e quando magari ero giù di morale la guardavo. Può sembrare una cosa stupida, però mi ha aiutato molto, no? Capire che stavo scrivendo per me, per quel Davide bambino, che poi ritorna anche, non facciamo spoiler, però questo viaggio anche di Andrea, del protagonista del libro. Andrea si chiede: ma quello che sto facendo nella mia vita è veramente quello che mi piace? Sto andando nella direzione corretta? E da lì Andrea, anche il protagonista, farà una digressione che gli permetterà di prendere in mano la propria vita, ecco. Questo quindi aiuta noi tantissimo. stessi è sempre il punto di partenza. Se noi ci conosciamo, se noi andiamo appunto in profondità di noi stessi, possiamo capire meglio come organizzare, passami questo termine, la nostra vita a livello professionale, e non, perché questo è un discorso più ampio. A livello di realizzazione. Realizzazione, bravo. Sì, a livello di realizzazione. Andrea, Davide Andrea, a chi direbbe questo libro è per te? Io mi sento molto legato al filone adolescenti, quindi dai 16 anni ai 20, secondo me proprio questo libro è per loro,
ma anche un po' a tutti, ecco. Però soprattutto mi sento molto affine a me questo tema dell'adolescenza, che l'adolescenza insomma, è uno dei viaggi principali, no? Perché è quando noi siamo adolescenti che poi facciamo delle scelte che molto spesso ci condizionano. Certamente, è quella parte della vita in cui ci troviamo circondati da ostacoli, o perlomeno vediamo ostacoli in qualunque cosa. Sta a noi cercare di passare da il bambino all'adulto in cui l'interpretazione dell'ostacolo è un'opportunità. Chiaro. E quindi nel tuo caso è una delle ultime domande che ti faccio, poi andiamo a berci uno spritz. Ostacoli che si sono trasformati in opportunità? Dicene 3. Caspita. Ecco, un'altra domanda molto, molto scomoda. Lo so. Molto scomoda. Ostacoli sono trasformati in opportunità. Guarda, la prima cosa che mi viene in mente è proprio anche l'Erasmus, che ti ho detto, prima ho rivelato, sono stati i 6 mesi più belli della mia vita, ma quando sono arrivato, ti dico la verità, ero a nord della Germania, quindi il clima, ero arrivato a marzo, però in quei giorni lì pioveva, proprio un tempo bruttissimo, con l'alloggio dove ero. La proprietaria dell'alloggio era una donna tutt'altro che simpatica. Sono arrivato tra l'altro di domenica, quindi non sapevo che in Germania, la maggior parte insomma della Germania, i supermercati sono chiusi, quindi mi sono trovato in questo appartamento con questa valigia di 200 kg che mi ero portato appresso, però non avevo da mangiare, quindi mi sono trovato con i supermercati chiusi. Insomma, anche là è stata tutta i primi giorni, non ti nascondo che volevo tornare a casa, ho detto scappo perché qui non fa per me, non c'erano sicuramente delle good vibes. Dopo ho incontrato altre persone, sono stato all'università, ho incontrato altri studenti Erasmus come me e da lì è tutto, la storia è cambiata, mi si è proprio aperto un mondo. E ecco, dopo anche come nelle storie il clima da piovoso è diventato più soleggiato e la vita è iniziata proprio a splendere, diciamo, ecco. E questa è un'opportunità che appunto hai colto, ecco, di fronte a delle sì, ecco. fisiche difficoltà, diciamo. Sì. Rasenti anche l'identitario, potremmo dire, perché trovarsi appunto catapultati in un contesto come quello che dicevi tu del nord della Germania con una Frau di casa un attimino ostile, pazza, ecco. Sì. Ecco, sì, è stata un'esperienza. Poi a livello professionale, esatto, a livello professionale te ne storcerei una a livello professionale proprio. Guarda, proprio diciamo un'ovvietà, io quando appunto stavo scrivendo questo libro a livello lavorativo non mi sentivo per niente appagato, non mi sentivo realizzato e quindi questo sentirmi anche non al mio posto mi ha permesso di scrivere. Quindi si dice sempre che anche nelle storie che noi scriviamo il protagonista deve comunque avere una fame, un desiderio, perché se non c'è quello, se tutto va liscio come l'olio, non c'è un viaggio, non c'è una ricerca, quindi se non fossi stato male, tra virgolette, non avrei sicuramente iniziato a scrivere, no? Quindi questo sicuramente è stato un turning point. Ma l'essere generativo mi piace come concetto. E poi l'ultimo turning point, ti dico lo spoiler, visto che mi fai domande scomode, sono costretto a rivelarti quella che è la mia verità. Abbiamo detto insegnamento dell'italiano, ma in realtà uno dei miei pallini era stato comunque sempre l'insegnamento dell'inglese, no? Perché pensavo che l'inglese fosse l'unica lingua che meritava attenzione, no? E quindi anche quest'estate, anche perché voglio tuttora fare un'esperienza all'estero, ho mandato vari curriculum comunque per l'insegnamento della lingua inglese e per un motivo, farò in breve, per un motivo o per l'altro, insomma, la mia candidatura non è stata accettata e da lì ho detto ma perché non provo a insegnare comunque l'italiano, no? Perché anche uno dei motivi di rifiuto era sì, va bene, hai un percorso di studio interessante, hai un C1, hai un certificato per l'insegnamento della lingua, però non sei madrelingua, noi preferiamo, se possibile, madrelingua. Quindi da lì è stato un turning point e ho detto, ma perché non insegno
la mia lingua madre, no? E quindi da lì questo è il terzo e ultimo turning point. Davide, grazie ancora per essere stato nostro ospite, sei sempre il benvenuto, sai che un tuo CV come insegnante sia di inglese che di italiano da queste parti è sempre benvenuto, come anche quello di tanti altri nuovi e prossimi insegnanti. Cosa ci resta da dire? Oltre che salutarti, suggerisco appunto a tutti coloro che ci seguono da vicino e da lontano il tuo romanzo d'esordio, L'intricato caso di Sara Ibrahim, scritto da Davide Girardi per edizioni Dialoghi. Il link lo trovate vicino alla campanella che andrete appunto a cliccare per seguire questa e le nostre prossime puntate di Campus Cast. Da British School Bassano è tutto. Grazie ancora Davide. Grazie a te e grazie a tutti. Alla prossima. Alla prossima.